Allora, buongiorno Assessore, grazie della disponibilità. Meglio che ci vediamo sempre con Zoom, visto che purtroppo l'epidemia è ben lontana da essere finita, ci sono sempre più casi e quindi è meglio che stiamo a distanza, così non corriamo nessun rischio. Parliamo delle Buongiorno, 55. ciao. Allora, l'amministrazione comunale si sta dando da fare per cercare di dare spazio alle aziende che vogliono aumentare la loro operatività con tutta una serie di strumenti urbanistici. Ci fa un po' il punto della situazione, Assessore? Sì, allora, lo scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato, diciamo con tutti i voti favorevoli, sia della maggioranza che dell'opposizione, una 55, uno strumento che va sicuramente valorizzato e che dà opportunità di andare in deroga al piano regolatore per tutte quelle procedure che possano andare, diciamo così, ad incentivare le attività commerciali. Ne abbiamo, da quando io ho questo mandato, già portate al cospetto del Consiglio già 3 o 4. Ce ne sono ancora in sospeso, più o meno 10, qualcune in più. Chiaramente ho dichiarato che è mia intenzione riuscire a portare a concludere l'iter di tutte queste 55. Chiaramente verranno concluse quelle che hanno un iter già in stato di avanzamento. Alcune sono in attesa di rilascio autorizzazione ambientale, altre invece sono in attesa di un'integrazione per l'istruttoria, altre sono nella fase invece proprio più diciamo finale, che è quella della valutazione delle opere compensative. Per cui io mi auguro vivamente di riuscire entro i prossimi mesi a concludere quelle diciamo più datate, che quindi sono quelle che hanno l'iter già quasi a compimento. Ci tengo proprio a dirlo, questo strumento, l'opportunità che ci dà questo strumento è importante, perché ci dà modo di riuscire a ragionare con uno sviluppo maggiore per le attività commerciali. La deroga al piano regolatore è importante per tutte quelle attività che si vedono limitati i vincoli edificatori o di espansione o di cambio destinazione d'uso della propria attività. Con questo strumento invece riusciamo ad andare in deroga e quindi lavoriamo in squadra con chi vuole investire nel nostro territorio sostanzialmente. Beh, mi sembra una cosa molto importante perché appunto visto anche il momento che è difficile anche programmare investimenti, ricordiamo che gli investimenti significa aumentare l'economia, aumentare l'occupazione, dare lavoro a più persone e quindi diciamo una cosa assolutamente importante. Non è che ci puoi accennare di qualche tipo di miglioramento che è stato chiesto, così solo per avere un'idea di che cosa nel concreto si va a fare? Beh, guarda, se penso a quelle passate, ad esempio, ci sono state delle attività produttive che hanno chiesto l'ampliamento del magazzino, piuttosto che il rifacimento di immobili, di stabili che erano completamente crollati o comunque che non erano più operativi perché avevano bisogno di restauro, e con il restauro si è ragionato anche su un ampliamento del manufatto stesso, questo per riuscire poi ad avere uno sviluppo anche delle attività, cosa che non sarebbe stata possibile non appellandosi appunto all'articolo 3 della 55 che permette una deroga. Solitamente con queste opere vengono chieste delle opere compensative che vanno poi a portare una miglioria all'interno della nostra città. Ad esempio, con una delle ultime che è passata in Consiglio Comunale, ci si è accordati per il rifacimento del parco che c'è appunto a Poli all'interno della Rotondina. Quindi quando inizieranno i lavori, chi farà i lavori, quindi l'azienda alla quale è stata permessa la deroga, e realizzerà anche il nuovo parchetto e quindi la miglioria del giardino, la rimessa in essere delle giostrine che c'erano e una parte della viabilità. Con un'altra invece passata si sono riposizionate o meglio posizionate delle nuove panchine in uno dei viali di Sottomarina. Con questa che abbiamo invece ultimamente lo scorso Consiglio Comunale approvato, verrà rifatta la segnaletica orizzontale e alcuni tratti di strada che sono ammalorati vicini all'azienda che chiaramente ha chiesto la 55. Con un'altra che è stata approvata sono state piantate delle siepi e sistemati dei tratti del lungomare, quindi una serie di opere che sicuramente vanno a migliorare sia con le compensative, andiamo a migliorare la nostra città, ma diamo comunque l'opportunità
a chi ha delle attività di poter migliorare la propria produzione e quindi la propria azienda. Assessore, io la ringrazio della disponibilità, la notizia è sicuramente interessante. Bene, speriamo che si continui, speriamo che si riescano a portare a casa questi provvedimenti, insomma, in tempo utile, insomma, per un po' per tutti quanti, va bene? Ci lavoriamo, ci lavoriamo. Grazie mille.